Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato in questo nuovo video attesissimo, rullo di tamburi. Ragazzi, oggi sono qua per partire per la mia scalata, per arrivare in Lega Leggenda. Ragazzi, per iniziare alla grande questa scalata voglio che mi supportiate al massimo, al 100%, perciò lasciatemi almeno 10.000 like. Ragazzi, come potete vedere sono già a 3.852 coppe. Fanculo ste campane del cazzo! Non so se le sentite ste campane del cazzo. A parte le campane del mio paese che suonano mentre registro, mamma mia, vi faccio vedere che ora è. Ragazzi, sono le 5:13. Perché? Non è morto nessuno? Perché suonate ste campane? Ragazzi, a parte le campane del mio paese che continuano a suonare, ragazzi, oggi sono qua per farvi vedere che sono arrivato in Lega Campione 1 con l'ausilio solamente di barbari e arcieri. E naturalmente grazie ai miei nuovi eroi a 40. Sapete cosa fanno i nuovi eroi a 40? Allora, avete presente la marcia delle macchine? Ecco, 1 retro, 1 retro, 1 retro. Penetrano in una maniera incredibile, cazzo. Allora ragazzi, ho fatto 2 stelle, probabilmente faccio 2 stelle quasi tutti. Allora vi faccio vedere subito il primo replay. Allora, Tahol 10 totalmente maxato e aveva anche un bel po' di risorse. Barbari arcieri, ragazzi, barbari arcieri. La mia tecnica sempre con 3 dita. Entri, ok, dimenticatevi la cosa con 3 dita che fa pensare solamente male. Anche, guardate ragazzi. Allora, sono entrato, ho spaccato un po' di muri, ho messo la gelato sulla torre inferno in modo tale per non farmi benedire. E poi qua dovevo metterci una bella furietta in modo tale per andare un pochino più veloci. Ecco ragazzi, i nuovi eroi a 40 sono veramente devastanti, anche se sono stupidi perché non vanno al centro del villaggio. Naturalmente, se i eroi a 40 sono stupidi, anche questo qua non può essere da meno, cioè anche lui è stupido, perciò anche lui gira. Solamente la regina stavolta è stato leggermente più intelligente che ha preso il Town Hall. Sono arrivato a 49, ora 42%. Sono entrato, mamma mia, ci sono entrato, penetrato al centro del villaggio e le ho preso anche un bel po' di risorse ragazzi. Mamma mia ragazzi, 200.000 di oro e 200.000 di resir e più i bonus. Per quanto riguarda le difese, voglio farvi vedere questa difesa da 46%. Allora, sto qua, campione 1, cosa voleva farmi? Voleva penetrarmi il villaggio. Allora, ho guardato molti replay su questo layout di villaggio e devo dire che non funziona, è una gran merdata. Più che altro sto villaggio serve per il farming, perché è ormai vecchio questo standard di villaggio, salto al centro, un po' di golem lati, penetri al centro. Però sto qua è stupido, o è stato il mio cannone cazzone che veramente l'ha benedetto. Ok, mi ha congelato il cannone cazzone. Ecco ragazzi, per quanto riguarda le truppe di difesa, non mettetevi maghi, non mettetevi mongolfiere, non mettetevi draghi che sono inutili. Mettetevi cose, perché io nella mia richiesta metto sempre cose, il clan darà cose, perciò barbari, arcieri, sgherri, mongolfiere, vi darà tutto in modo misto, in modo tale da dare più fastidio possibile al nemico. Perché se vi escono sgherri hanno molta più attacco rispetto ai barbari e ai arcieri e danno fastidio boia ai maghetti se sono concentrati per quanto riguarda le difese. E se escono i maghi o i barbari o arcieri, danno fastidio boia ai eroi a 40 perché fanno tac, ucciso uno, tac, ucciso uno. Ecco qua il nuovo eroe al 10. Me lo ciocce bastardo, volete prendermi Town Hall, eh? Ecco ragazzi, sono riuscito a vincerla veramente scialla, anche grazie al nuovo cannone cazzone, anche perché mi ha appena finito di costruire il nuovo arco X a livello 2. Ragazzi, un'altra cosa che devo farvi vedere è qua. Allora, sì, questo attacco qua, mi sembra che l'ho penetrato, ecco, ho penetrato un Town Hall 11 veramente sciallo. Cioè qua aveva un buchetto qua per le trappole, ma io l'ho fatto scattare. Ecco ragazzi, ora mettiamo per 4, se vediamo se mi sbrigo ad attaccare.
Metto una bella pozione salto. Vabbè, qua i spaccamuro non servivano perché praticamente era un villaggio totalmente aperto. State attenti con questo tipo di villaggio perché è pericoloso. Come potete vedere mi hanno bombardato qua, cazzo. E un'altra cosa, ragazzi, attenti a questo cannone cazzone, soprattutto se usate Barch, perché non è più facile come una volta, che bastava che gelavi l'inferno, entravi sciallo sciallo. Invece con il cazzone falcone, tanga, distrutto tutto, tanga, distrutto tutto. Perciò dovete stare anche attenti e utilizzare in modo opportuno il nuovo re, perché io vi consiglio di utilizzarlo quando sono schierate tutte le truppe e siete abbastanza al centro del villaggio, in modo tale che né cannone cazzone né con le inferno vi facciano veramente un cazzo. In questo caso sono stato fortunato perché bastardo Town Hall è rimasto al centro. Allora qua la mia regina 40 veramente fa la differenza, la regina 40. Tacate, abilità e ti inculo anche il Town Hall. Mamma mia quanto Insomma, l'ho inculato. Più 8 coppe, già da campione 1 inizia a essere difficile, non ci sono tanti giocatori che ti offrono tante coppe, comunque non c'è più quella continua ricerca. Ok ragazzi, sono in guardia e dovrei attaccare. Allora, 4 ore alla fine della clan. Porca puttana, mi hanno fatto 2 stelle. Allora, vediamo cosa fare, se attaccare in live o fare un attacchino in war. Dato che questo è un video di scalata, andremo a attaccare in live. Sinceramente preferisco attaccare in multiplayer con i barbari arcieri, ma vabbè, proveremo anche con i golem stavolta. Ragazzi, sto villaggio mi offre ben 20 coppe ed è veramente abbastanza sciallo da penetrare. Che ne dite, lo attacchiamo? Lo attacchiamo? Sì, lo attacchiamo. Allora, innanzitutto c'ho sta terremoto del castello del clan. Te la cacciamo qua. Bam 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 bam. Ok. Salto qua. Salto qua. I miei golem bastardi. Qua, qua, qua. E una qua. E una qua. Ok. Maghi. Cinzia. No, già il suo cannone cazzone ha iniziato a penetrarmi. No, non puoi penetrarmi. Come osi tu penetrare me? Come tu osare penetrare me? Mettiamoci una bella assalto qua. Perfetto ragazzi, perfetto, veramente perfetto. Abilità di... No, 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 no. Aspettiamo, aspettiamo. Ok, una bella gelata, una bella furia qua. Perfetto, escono truppe del castello. Escono truppe del castello. Io mando a fanculo te. Ok, Town Hall non ce l'ho ancora, non ce l'ho. Dai, distruggete sta cazzo di inferno che... rompe solo lo scrotto, mamma mia, sti giganti del cazzo, mi stupro la mamma, mi stupro la mamma. Ok, dai, distruggete. Ok, Town Hall mio, Town Hall mio. Ah, maledetto. Ok, no, re, ok, preso. Ok, no, cazzone, no, la nuova difesa non fa un cazzo, la nuova difesa. Forse, maybe, anche qualcosina di più di 2 stelle, no, non penso, difficile ragazzi. Ok, la regina sta... Oh, non puoi morire, regina, non puoi morire in una maniera così misera. Allora, qua se avevo un'altra bella pozione salto, forse facevo anche 3 stelle. Facevo un assalto qua, entrava dall'altra parte, vabbè, fa niente. Ok. Comunque spero di portarvi qualche 3 stelle con questi 9 eroi al 40. E forse leggemmo anche altri 2-3 livelli di questo nuovo eroe perché è un po' penoso. Allora... non si fa un cazzo qua. Con questi sgherri che ci faccio? Mi gratto i coglioni con questi sgherri. Arco X all'1 contro Re al 5. Can, sono penosi tutti e due. Vediamo chi la spunta, Porca puttana, ragazzi. Porca puttana, ha vinto l'arco X. Ah, 72% più 13 coppe e mi ha dato il 100% del bonus, niente male. Ok ragazzi, chiediamo cose nel castello perché dato il clan che vi darà cose random, darà veramente filo da torcere alle truppe dell'attaccante. Cose, ok, e per quanto riguarda la clan war, dai, dovremmo... Porca puttana, mi hanno fatto 2 stelle, vero? Can! E hanno anche una percentuale... Ah, la percentuale è minore, perciò devo fare 2 stelle sul 12. Vabbè, questo è un video di scalata. Se volete video sulle clan war, basta che me lo dite sotto nei commenti.
Ragazzi, questo era tutto per il video di oggi. Come al solito spero che mi sosteniate veramente tantissimo al 100% con un bel like, un commento e ditemi cosa volete vedere nel prossimo video. E ragazzi, ricordate, questa volta devo arrivare assolutamente in Lega Leggenda. Spero. Like e commento al prossimo video.